Napoli-Lecce alle porte, McTominay, De Bruyne, Anghissà, le parole di Manna, i rinnovi. Cominciamo. Buongiorno ragazzi, bentornati su Calcio Espresso e sì, è il giorno di Napoli-Lecce, tra un po' scenderanno in campo alle 18 di una partita che per me è fondamentale, importantissima e perché dobbiamo tenere a bada le inseguitrici e dobbiamo approfittare di alcuni scontri diretti che ci sono in questa giornata. Ne parliamo fra un po'. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi ai canali, ai nostri canali social, di iscrivervi a tutti i canali che vedete qui in descrizione, di mettere like, di commentare, di far girare quest'algoritmo per far uscire sempre di più i nostri canali. A noi fa tanto piacere, a voi basterebbe solo cliccare sulla campanella, cliccare il mi piace e siamo tutti più tranquilli e più contenti. E detto questo, anche perché ieri abbiamo, mannaggia la miseria, abbiamo girato due video per i pronostici della 29esima giornata di Serie A, pronostici, la nostra preview, i consigli del fantacalcio, ma tutti e due i video sono andati male, nel senso che per problemi tecnici, audio, video, connessione, sono venuti una schifezza. Quindi non abbiamo potuto pubblicare il video. Peccato perché ieri si è giocato Torino-Parma, noi avevamo predetto la vittoria del Torino, l'avevo detto il Torino vince 3-1, poi ha fatto anche meglio, ha vinto 4-1 con un bellissimo gol di Zapata. Io avevo detto ragazzi segnano Simeone e Pellegrino, e Simeone e Pellegrino hanno segnato, quindi detto questo, mi raccomando, venerdì prossimo la faremo riuscire nuovamente, quella della 30esima, quindi state sintonizzati, state sul canale, perché faremo uscire sicuramente venerdì la preview, quello che non abbiamo fatto sta settimana. Detto questo, ragazzi, Napoli-Lecce. Napoli-Lecce è una partita che, dicevo, per me è fondamentale vincere. Anche uno perché giochiamo in casa, uno perché affrontiamo una squadra che, dati alla mano, è una squadra con il peggior attacco, ha segnato solo 20 gol in 28 partite, il che vuol dire che ha fatto meno di un gol a partita in media e dei 20 gol, 10 gol ha segnato su palla inattiva, quindi attenzione ai calci d'angolo, attenzione alle punizioni. Quindi mi incazzerei parecchio se dovessimo scusatemi, se dovessimo subire qualche gol. Perché è una partita che dobbiamo gestire, una partita che dobbiamo dominare dall'inizio, una partita che deve essere tranquilla, senza patemi d'animo. Il Napoli viene da due partite vittoriose contro Verona, contro Torino, e dobbiamo continuare a fare così, dobbiamo continuare il nostro ritmo di marcia. Questa qui contro il Lecce, poi abbiamo il Cagliari e poi abbiamo lo scontro diretto col Milan. Quindi dobbiamo fare bottino pieno tra qua e Cagliari, per poi arrivare allo scontro diretto con Milan, per vedere poi quello che potremmo il sogno, l'obiettivo a cui potremmo ambire. È importante questa partita perché oltre al Udinese Juventus che ci sarà in questa giornata, che è una partita trappola, è una partita molto insidiosa, non è una partita per niente scontata, c'è anche lo scontro diretto, c'è Como Roma. Il Como e la Roma sono distanziate da noi a 5 punti, la Juventus a 6, quindi una delle due dirette inseguitrici si potrebbe far male, o tutte e due con un pareggio, questo non lo sappiamo, non lo possiamo sapere. L'importante è che noi quello che dobbiamo fare è gestire la partita, portarcela a casa, portarci i nostri 3 punti, metterci sul divano, attendere e vedere le altre che cosa fanno. Questa è la cosa fondamentale da fare oggi. Non dobbiamo avere fretta nel vincerla, dobbiamo giocare come sappiamo giocare e soprattutto, ragazzi, ci sono poi le varie notizie positive che abbiamo in parte accolto già settimana scorsa, il ritorno di De Bruyne, adesso c'è anche il ritorno di McTominay e sembra, poi vedremo dalle formazioni ufficiali, sembra che ci sia anche il ritorno dal primo minuto di Zambone Anghissà. Sembra, perché ragazzi questa è una critica che dobbiamo fare, dobbiamo portare poi alla società e a Conte, parer mio. Non è possibile
Ora, non so se è una decisione dell'allenatore, non so se è una decisione della società, ma non è possibile che dal 17, se non sbaglio, 17 di ottobre non viene indetta una conferenza stampa pre-partita in Serie A. Cioè, ragazzi, noi non abbiamo notizie, noi tifosi, la stampa, non hanno notizie certe, sicure, parole date dall'allenatore stesso, dalla società stessa, su il ritorno degli infortuni, come sta Lobotka, per esempio, come procede il ritorno di Lorenzo Di Rachmani, che cosa veramente ha avuto Vergara, assetti tattici diversi partita per partita, come viene affrontata una partita. Questa cosa è una cosa che purtroppo non lo sappiamo dal 17 di ottobre, ce ne andiamo per vie traverse. E per vie traverse io andrei a mettervi aspettate, questa formazione qui di fantacalcio.it che porta le probabili formazioni, come appunto Bekema a destra, poiché molto probabilmente Juan Jesus si siederà in panchina perché ha avuto dei problemini, quindi molto probabilmente Bekema giocherà titolare nel terzetto a destra con Olivera nel terzetto a sinistra. La cosa importante è questa qui, che Zambone Anghissà ritorni titolare dal primo minuto a fianco di Gilmour. Questo permette quindi a Elmas di avanzare, di andare a supporto di Santos e di Højlund. La cosa però bella, ragazzi, è questa qua. McTominay. Noi abbiamo McTominay e De Bruyne in panca. McTominay e De Bruyne in panca, e questo mi fa sempre più aumentare il rammarico per quello che poteva essere quest'anno e per quello che invece non è stato per ovvi motivi. Che peccato, sperando che l'anno prossimo la musica sarà diversa. Vedremo la formazione titolare tra un po', tra qualche oretta. Il Lecce probabilmente ritorna Gandelman a centrocampo. Attenzione a Banda per le sue scorribande, scusate la battuta. È un giocatore interessante, Banda, gioca sulla banda di sinistra, appunto, sulla fascia, è uno per l'uno contro uno, è uno agile, veloce, ti punta, quindi attenzione, come ho detto prima, anche attenzione ai calci piazzati. Detto questo, ieri ha parlato anche Manna. Velocemente Manna ha parlato della permanenza di Conte, ha detto che stanno lavorando insieme, quindi si prospetta un altro anno di Conte. Ricordiamo che l'anno prossimo è l'anno della scadenza, quindi anche dalle parole di Conte nei giorni passati, nelle interviste post partita, sembrava potesse esserci questa possibilità di continuare insieme, anche perché, parere mio personale, deve riscattare comunque una stagione tra alti e bassi per problemi extra campo e anche per problemi in campo. Poi, parlando di rinnovi, Rachmani è quasi fatta, c'è quasi l'intesa. Di Anghissà se ne parlerà con calma perché adesso è ritornato a giochicchiare. De Bruyne sembra che torni, sembra che starà un altro anno con noi, il che ci rende felicissimi di questa cosa, anche perché De Bruyne lo dobbiamo ammirare per quello che veramente è. Quest'anno non l'abbiamo potuto ammirare. Spero che De Bruyne l'anno prossimo possa essere quello che Modric quest'anno al Milan, quindi un elemento cardine della formazione. È tutto che gira attorno a lui, perché ragazzi è indiscussa la forza di De Bruyne e ci è mancata parecchio. Alisson Santos, da parole di Manna, il rinnovo dipende da lui, dipende dalle sue performance. Lui comunque, Manna ha detto che il Napoli punta parecchio su Alisson Santos, ha puntato parecchio su questa tipologia di giocatore che serviva a Napoli, dipende da come lui, dalle sue prestazioni. Mentre invece per Højlund, ragazzi, il riscatto è cosa fatta, a prescindere da come andrà questa stagione. Højlund verrà riscattato dal Napoli e sarà parte integrante del progetto azzurro a lungo termine. Queste sono informazioni importantissime. Bene ragazzi, non ci resta che aspettare il fischio d'inizio, non ci resta che tifare, non ci resta che dire solo Forza Napoli, e ci vediamo al prossimo video.